Bella, bentornati su Real Napoli Football e bentornati alla mia rubrica di Calcio Espresso. Oggi parleremo di Napoli-Juve, sfida fondamentale, la conferenza di Conte e anche di un po' di mercato. Bene ragazzi, come sempre, prima di iniziare ci prendiamo il caffè e oggi ce lo prendiamo in compagnia di Andrea. Buongiorno a tutti. Uno dei miei migliori amici con cui ho deciso in realtà di iniziare questa rubrica. In realtà ho iniziato da solo, infatti mi ha già bestemmiato più volte. Buono. Quindi ci prendiamo il caffè e cominciamo da Napoli-Juve. Allora, Andrea, prima domanda. Napoli-Juve, e qui ci possiamo anche ricollegare direttamente un pochino alla conferenza anche di Conte. Sfida fondamentale. È vero? Non è vero? Sfida fondamentale per chi? Che ne pensi? Allora, secondo me la sfida fondamentale più che altro è per la Juventus, non tanto per noi, perché la Juventus, se dovesse perdere contro il Napoli, si ritroverebbe, se non sbaglio, a meno 16 dalla vetta, il che vuol dire che si allungherebbe la distanza anche dal ipotetico terzo posto dell'Atalanta. Siamo alla 22esima giornata? Mi sembra di sì. Alla 22esima giornata, partita fondamentale per lo scudetto e partita fondamentale per la Juventus è anche troppo esagerato. Certo è che la Juventus viene da dei filotti di pareggi un po'... Beh sì, diciamo che la Juve ha molto pareggiato, per così dire, in questa stagione, però come diceva anche Conte in conferenza è imbattuta, quindi questa è una cosa comunque Infatti non è da sottovalutare questa interessante. cosa, assolutamente. Quindi tu non credi che ragazzi mi fa sempre male parlare di queste cose, quindi tu non credi che possa essere diciamo un passaggio fondamentale per permetterci, perché tanto siamo tifosi del Napoli, di sti cazzi, fare i super partes, non me ne frega assolutamente niente, per permetterci poi di continuare a sognare per la vittoria del campionato finale? No, perché comunque ci sono altre 16 partite da giocare, abbiamo ancora lo scontro diretto contro l'Inter, dobbiamo giocare contro la Roma la settimana prossima. L'Inter può incappare in pareggio sconfitte con tutto il percorso della Champions League che deve fare della Coppa Italia dove noi siamo usciti. E certo, 3 punti possono dar forza alla nostra classifica, ma se dovesse arrivare un pareggio, facciamo corna, una sconfitta, non ne faremo un dramma. Siamo comunque sempre a 50 punti, il che vuol dire che alla prossima vittoria faranno 53, gli stessi punti dell'anno scorso, quindi rendiamoci conto di quello che sta facendo Antonio Conte sulla panchina del Napoli, cosa non di poco conto. Assolutamente, infatti poi prima o poi faremo anche un video in cui parleremo proprio dell'effetto Conte, proprio in generale dal nostro punto di vista. Allora, dal mio punto di vista voglio aggiungere solo questo, secondo me alla fine potrebbe essere una sfida fondamentale per entrambi per tanti motivi. Lasciando da parte la questione scudetto, che onestamente diciamo già l'ho detto troppe volte, quindi tra poco dopo andrò a frustarmi probabilmente. Infatti che la parola non la voglio proprio dire, perché lo so. Però purtroppo sarebbe anche ipocrita non parlarne proprio perché siamo lì. Tralasciando la questione scudetto, secondo me è fondamentale innanzitutto, sarebbe fondamentale per la Juve, per i motivi che comunque sono stati detti prima, ha pareggiato tanto, in realtà comunque si sta giocando l'Europa in maniera pesante, che sia Champions o Europa League, quindi penso che le partite della Juve da qui a fine anno potrebbero essere tutte fondamentali da certi punti di vista. Per quanto riguarda noi, è naturalmente una partita fondamentale, al di là della questione campionato, proprio per, come ha detto Conte, ed è forse uno dei pochi passaggi decenti in conferenza di Conte, non per colpa sua, ma di questo ne parliamo dopo, in cui lui ha detto noi dobbiamo continuare a giocare, mettere i freni in cascina, perché comunque l'obiettivo in ogni caso è la Champions. Poi, chiaro ragazzi, se continua così ce lo auguriamo tutti, va bene tutto quello che arriverà. Però chiaramente l'obiettivo è la Champions e più punti si mettono da parte andando avanti col campionato è meglio, perché diciamo bisogna assolutamente tornare in Europa, altrimenti col cazzo che poi continuano ad arrivare i giocatori e col cazzo che diciamo continua a restare. Ricordiamoci una cosa, l'obiettivo del Napoli non era prendere lo scudetto, arrivare allo scudetto nel primo anno di Conte, noi stiamo facendo un qualcosa di assurdo e siamo in lotta per lo scudetto contro ogni rosea aspettativa di inizio campionato. Il nostro obiettivo era quello di entrare in Champions, il che vuol dire che per noi, per come la vedo io, tutto ciò che viene è tutto di guadagnato.
Poi l'Inter è una corazzata, l'Inter non dico che ha 2 squadre, ma una squadra e mezza, cioè la squadra Inter B è forte ugualmente, non come l'Inter A, però... Sì, però non pensavo di più, cioè pensavo più forte. Diciamo che quest'anno si sta rivelando, prendete con le pinze quello che dico, relativamente più debole rispetto ai pronostici. Il centrocampo. Il centrocampo mi sembra sceso un po' di livello, nonostante l'innesto di Zielinski, che io adoro, ma io ho sempre detto che Zielinski, diciamo, chiaramente è sempre un po' altalenante. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella non sono allo stesso livello, o quantomeno il contrario. Aslani, Frattesi e Zielinski non sono allo stesso livello di Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, diciamo e quello è il discorso. L'ago della bilancia al di là di Barella e anche Çalhanoğlu chiaramente si è rotto momentaneamente. Comunque, al di là del discorso Inter, che preferirei evitare di toccare, non tocchiamo, andiamo oltre. Stiamo dicendo quindi mettere fino in cascina, anche perché in realtà, e faccio questa piccola parentesi prima di continuare a parlare di Napoli-Juve di domani, dobbiamo probabilmente smetterla di fare i tifosi medi o i tifosotti di provincia, come stavamo dicendo prima, questo almeno secondo me, perché l'obiettivo in realtà generale, io spero veramente prego che questo obiettivo venga raggiunto, di Conte, che è venuto al Napoli, della società, è quello di far fare il salto di qualità alla società Napoli, non al di là della Champions, al di là di andare in Europa, di vincere eventualmente il campionato, vincere le coppe, qualsiasi cosa possiamo pensare che a noi danno gioia naturalmente, che sarei anche stupido dire che non avrei piacere, ma io spero che veramente sia quello l'obiettivo che riusciremo a raggiungere con Conte, quindi cercare di far diventare Napoli una tappa in cui arrivare per i giocatori, e questa cosa si sta vedendo, ne parliamo comunque sempre tra un po' anche col mercato, perché quello è fondamentale per diventare definitivamente grandi, perché ripeto, è quello secondo me l'obiettivo finale che bisogna raggiungere. Permettimi di dire, di solito si dice sempre il risultato è l'unica cosa che conta, in questo caso secondo me è crescere l'unica cosa che conta. Nel Napoli bisogna crescere sia a livello di società sia a livello di mercato, ma non per i nomi altisonanti che dovrebbero arrivare, ma per la voglia dei giocatori di arrivare a Napoli. Come sempre ha detto Conte, non deve essere la città una squadra di passaggio, ma una squadra di arrivo. E la gente che arriva a Napoli deve deve avere la voglia di giocare nel Napoli, non perché deve essere un trampolino di lancio verso le altre società. Cosa che purtroppo è stato più o meno quasi fino ad oggi, a scanso di qualcuno. E sarà difficile arrivare a quel punto lì. Complicatissimo, perché non abbiamo la storia di altre squadre, nonostante chiaramente Maradona ed altre situazioni, ma vabbè, lasciamo stare, però il discorso è che non abbiamo l'appeal, ecco, di Real, Barcellona, United, City che se l'è creato, Milan, Inter e Juve rimanendo chiaramente in Italia, e anche qualche altra società, o anche il Paris Saint-Germain, che per quanto possa giocare in un campionato secondo me discutibile come livello intendo, comunque all'appeal dei soldi e della società che sta cercando di chiaramente vincere in Europa. Ma detto questo, so che ci eravamo messi d'accordo diversamente, ma la situazione sta andando un po' adesso come viene. È più discorsivo. Come ci arrivano le due squadre alla sfida di domani? Perché dal mio punto di vista, te lo esprimo subito, ci arrivano comunque tutte e due bene. Ok, cioè nel senso, il Napoli è secondo me comunque continuamente, per il momento spero continui sempre, in fiducia, grazie anche all'allenatore che abbiamo, che sta veramente facendo la differenza, ma anche la Juve ci arriva bene, e questa cosa io non l'avrei detta fino a qualche settimana fa, però nelle ultime due partite Atalanta e Milan ha fatto veramente... non dei passi in avanti, secondo me si sta cominciando piano piano a vedere un po' il lavoro di Motta, che è un lavoro che si vedrà alla lunga chiaramente. Allora Vincenzo, secondo me io vedo la Juve ha una solidità difensiva non di poco conto, infatti Conte l'ha ribadito nella conferenza stampa, è imbattuta da 21 partite, almeno in campionato. Inizio campionato. E quindi la solidità difensiva, tranne alcuni scivoloni di singoli che hanno poi portato a dei pareggi o comunque a risultati negativi per la Juventus è granitica dietro, anche con l'assenza di Bremer, da non dimenticare.
L'ho scudato a Bremer. La Juventus gioca senza Bremer, Porca troia. gioca con 2 centrali che sono Kalulu e Gatti. Non ha ad oggi nessun ricambio. Ricordandomi bene, effettivamente un po' di punti li ha persi dopo che si è fatto male Bremer doveva ritrovare gli equilibri. Quello che la Juventus non ha in questo momento è una creatività lì davanti. E se dovesse trovare una chiave di lettura diversa in attacco è pericolosa. Ecco, e qua possiamo metterci dentro il discorso di Colomani che è stato ufficializzato ieri ed è a disposizione di Thiago Motta per domani per la partita. Pare addirittura che forse possa partire titolare, perché mi sembra Vlahovic allucinante, però non viene visto bene. Ma se così fosse vuol dire che Vlahovic va via. Però... Vlahovic se non adesso sicuramente a giugno, anche perché se no andrebbe in scadenza, quindi molto probabilmente. Se continua così sì. Sì, comunque sono naturalmente d'accordo e secondo me tra l'altro, sai cosa pensavo stamattina, sapendo che dovevamo registrare questo video? Pensavo alla questione di come si sono invertite le situazioni di Napoli e Juve. Mi spiego. Dei 2 allenatori che sono stati presi in estate da Napoli e Juve, c'è il Napoli sta cercando di fare quello che fece la Juve, prendiamolo sempre con le pinze. Capito dove vuoi arrivare. Esatto, quello che fece la Juve quando prese Conte tanti anni fa, mentre la Juve sta tendenzialmente, secondo me, cercando di fare quello che fece il Napoli con Sarri. Quindi arrivare, e loro naturalmente l'obiettivo finale è arrivare a vincere, questo è logico per la Juve, mentre quando il Napoli prese Sarri, non dico che non era quello l'obiettivo finale, però chi cacchio poteva mai pensare di poter arrivare a vincere? Poi in realtà ci siamo andati molto vicino, sappiamo tutti quello che è successo, non giriamo il dito nella piaga, però è interessante questa cosa di come è comunque cambiato il calcio, perché il Napoli ha la forza di fare questo discorso, e questa è una cosa da sottolineare. Se ne parla secondo me sempre molto poco della forza societaria che ha del Napoli, nonostante sia una delle poche società ancora a gestione tra virgolette familiare, mentre la Juve, dovendo anche far fronte a una serie di tarantelle burocratiche, perché hanno fatto una scelta, poi mi ricevono il mio verme, così, e debiti con la pala che hanno la maggior parte delle società anche in Italia, che se davvero funzionasse il fair play finanziario sarebbero già fallite tutte, ma lasciamo perdere. Siamo in Italia purtroppo. No, vabbè, ma anche all'estero, perché non è che il Barcellona abbia fatto qualcosa di diverso, sì, la stessa cosa a tutti, quindi è una questione proprio generalizzata in Europa. Sta cercando di far quadrare i conti, e quindi poi ha preso un allenatore per fare un progetto dal mio punto di vista a lungo termine. Poi se a fine anno fanno come fecero con Sarri, perché in realtà già ci provarono, ma quando arrivò Sarri, diciamo, nonostante inizia il campionato, c'era sto fatto che non volevano aspettare per arrivare a determinate cose. Sarri disse una cosa fondamentale in quel frangente, in quell'anno, era: questa è una squadra, me lo ricordo, è una squadra inallenabile, perché all'interno di quella squadra c'erano molte crepe all'interno proprio dello spogliatoio. Qua invece Thiago Motta sta facendo tutt'altro, sta costruendo una squadra con i giocatori che lui vuole e che lui non vuole. È emblematico il caso di Danilo, è emblematico Vlahovic, cioè sono tanti giocatori che potrebbero essere fondamentali nel progetto Juve, ma che stanno comunque andando via, sono allontanati dal progetto, proprio messi da parte. Vlahovic nelle ultime settimane è emblematico, cosa che io non avrei fatto mai, cioè avevo una prima punta a 12 milioni l'anno. Sono d'accordo, per esempio, facendo l'ultima parentesi sul caso Vlahovic, stiamo parlando molto di Juve, questa cosa non va bene. Però va bene, diciamo, parlando del caso Vlahovic, in realtà è vero che è emblematica come situazione, come è pure vero che, a parte che secondo me prende una quantità spropositata di soldi per quello che ha dimostrato, perché ha dimostrato secondo me ancora veramente poco, però mi aspettavo veramente molto molto di più dal suo passaggio alla Juventus, nel senso non mi aspettavo facesse così male, nel senso non è che abbia fatto male, però ha segnato poco. Paradossalmente io mi ricordo che l'avevo preso al fantacalcio a 1 alla Fiorentina, ha fatto di più con la Fiorentina che con la Juventus. Fece la stessa cosa, infatti, e mi ricordo questo fatto del fantacalcio, ultimo passaggio e poi andiamo avanti, mi ricordo che quando io faccio il fantacalcio sempre con Antonio, sempre con la stessa persona, quando noi lo tenevamo che stava alla Fiorentina, quando passò alla Juve, io mi parlai con Antonio e dissi: tanto è finita. Io così dissi. C'era da ammazzata. È finita perché
anche perché all'epoca c'era Allegri, quindi sapevo come Sì. giocava la Juve, dissi tanto è finita, Vlahovic segnerà, ma segnerà molto di meno nei prossimi 6 mesi. Infatti fu così e praticamente ci ammazzò la seconda parte di Fantacalcio. Quindi questa cosa mi piaceva proprio, quindi in realtà io sono incazzato all'ennesima potenza con Vlahovic a prescindere. Comunque vai avanti di Napoli perché stiamo parlando troppo in Juventus, sì, non va bene. quindi tornando a come ci arriva il Napoli a questa partita, così parliamo anche un po' delle sfide che potrebbero esserci in campo, ma in maniera magari molto, tra virgolette, rapida, così poi passiamo ai prossimi argomenti, anche perché non siamo né tattici né niente, quindi sono come se fosse un bar dello sport, esatto, parliamo fra sono di noi. considerazioni. Il Napoli secondo me comunque ci arriva molto bene, ci arriva dopo una vittoria di cui ho 6 già vittorie parlato. consecutive. E 6 vittorie consecutive e dopo, ma soprattutto la vittoria di Bergamo, ragazzi, che è stata stratosferica. Poi tutti hanno detto naturalmente che è anche vero che l'Atalanta non meritava di perdere, però ragazzi, in realtà quest'anno si è detto molte volte ma la squadra che gioca contro il Napoli, chiunque era, ma meritava di più, ma alla fine... Ti posso dire che secondo me è stata la partita tattica, non parliamo di tattica, però a livello di posizione in campo, il Napoli secondo me è stata la miglior partita dell'anno, perché ha saputo attaccare quando doveva attaccare, è stata cinica quando doveva essere cinica. La difesa contro l'attacco dell'Atalanta, che non ti dà punti di riferimento, comunque parliamo di Lukman, Retegui, De Ketelare, Samardzic, Zaniolo, sono giocatori molto tecnici, molto veloci, molto agili. Il Napoli ha fatto una signora partita e secondo me a livello tattico e a livello di posizioni ha fatto la miglior partita dell'anno. Certo, l'Atalanta ti attacca, è comunque una squadra fortissima e il Napoli ha tenuto botta e ha avuto il carattere di ribaltarla e portarsela pure a casa dopo il 2-2, quindi... Esatto, e la questione della forza mentale è importante e sarà importante secondo me anche domani, perché domani sarà un'altra partita bella complessa, tosta, perché la Juve, che ne dicano tutti, comunque gioca in un determinato modo e secondo me gioca anche abbastanza bene, perché la mano di Motta piano piano si sta vedendo. Sì. Quindi come dicevi tu, io sono molto d'accordo su questa cosa, se Motta trova una quadra in attacco o trovano, secondo me, o trova definitivamente tutti i giocatori che lo seguono nei suoi dettami tattici anche in attacco, la Juve diventerà pericolosa, ma io penso che già l'anno prossimo sarà una Juve che lotterà per traguardi molto più importanti rispetto a quello che sta facendo in questo momento. Bisogna dare tempo a Motta. Se gli si dà tempo, secondo me lui arriva perché ce l'ha, e purtroppo aggiungerei. Però io credo che domani, in realtà io veramente sto iniziando a pensare che sempre il Napoli arriverà alle partite con una determinata forza mentale e questa è una cosa che a me fa impazzire perché è una cosa che non abbiamo praticamente mai avuto. Quella te l'ha data Conte. E ce l'ha data Conte, perché Quella te l'ha data Conte. Quando c'era Sarri avevamo un gioco spettacolare, ma e sto partendo da Sarri per non andare troppo indietro che è inutile, avevamo un gioco spettacolare, però è pur vero che c'erano delle partite in cui crollavamo, perché se non funzionavano delle cose. Quando c'era Ancelotti, in realtà io ci tengo sempre a dire che Ancelotti arriva in un momento veramente estremamente complicato e non è riuscito a fare niente perché non gliel'hanno permesso, a partire da quei deficienti dei giocatori, che adesso mi sento di dire che per alcuni sono stati veramente deficienti, perché avere Carlo Ancelotti e fare quei macelli secondo me sei un coglione, però questo è un altro discorso. E quindi non è riuscito a incidere sotto quel punto di vista perché l'allenatore che più si poteva avvicinare a Conte sotto questo era Ancelotti, aspetto come mentalità. Assolutamente. Spalletti, al di là del primo anno, in realtà è stato un unicum secondo me, nel senso che Spalletti tatticamente è un fenomeno, ok, dal mio punto di vista. Però è stato un unicum perché ci sono stati vari fattori che si sono collegati fra di loro e dopo che hai ammazzato il campionato, cioè tendenzialmente cioè tu pensi comunque di andare a vincere a prescindere contro tutti, quindi ormai è facile allenare la mente. No, Conte ha mentalizzato proprio la squadra e si vede soprattutto anche sui singoli, cioè si è visto un cambiamento di Anghissà o di Olivera su tutti che giocano in una maniera completamente differente rispetto non solo all'anno scorso, che vabbè, è al di fuori da ogni... Anche io giocherei meglio di calcio del Napoli. Ma anche rispetto, secondo me, mi permetto di dire, anche rispetto al gioco di Spalletti. Anghissà è un tuttocampista. Cioè, con Spalletti era un incontrista, andava a recuperare palloni, sì, si faceva vedere sulla destra come mezzala, ma adesso te lo ritrovi sulla fascia sinistra, te lo ritrovi in attacco, te lo ritrovi in difesa, te lo ritrovi come copertura, te lo ritrovi dappertutto.
Olivera si accentra, permette di avere superiorità al centrocampo, cosa che con Spalletti non faceva, quindi sta migliorando un po' tutti i singoli Conte e sta mentalizzando tutta la squadra, il che non è da sottovalutare, perché comunque abbiamo giocatori che, togliendo 2 o 3 giocatori, gli altri sono ottimi giocatori, ma non sono fuori classe. Io vedo il rendimento di Olivera in vista su tutti che è da top quest'anno. Ma assolutamente, poi molti sono tornati sul livello che secondo me hanno, perché l'anno scorso è stata una tragedia. Lobotka. E infatti, vabbè, Santo Lobotka. Io me lo porterei a casa tutte le sere. Vabbè, lasciamo stare. Diciamo, un'altra cosa che volevo sottolineare è che nonostante, cioè, a prescindere da quello che accadrà nei prossimi mesi, io sono già contento, perché l'importante è quello che ha detto poi in realtà anche sempre Conte, sono d'accordo, è vedere gente che butta il sangue per la maglia. Poi io lo dico sempre, i giocatori vanno e vengono, ci si può dispiacere, se n'è andato Kvara, mi è dispiaciuto, però io non mi sono strappato i capelli, nel senso sapevo che prima o poi sarebbe andato via. Secondo me, abbiamo già parlato, già detto poi negli altri video, ci potevano essere modalità diverse per fare questa situazione, però diciamo, ripeto, l'importante è la maglia, l'importante è chi sta in campo, butta il sangue per la maglia, poi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, cioè tendenzialmente non dico che passa in secondo piano, però bene o male, diciamo, ci si può... L'importante è essere orgogliosi della partita che si fa. Esatto, è importante, cioè per esempio io sono stato contento quest'anno anche di quando siamo usciti, di quando è finita la partita in casa con l'Atalanta, abbiamo perso 3-0, sconfitta pesantissima, però per esempio io lì ho detto ok, brutta partita, brutta sconfitta, però io non potevo dire non ci hanno provato, è andata malissimo, è andata in merda, però ci hanno provato. Infatti, questo è stato sono d'accordo. Importante. Andando avanti, prima di passare alla conferenza, facciamo così. Io non mi soffermerei su tutte le sfide, ma secondo te quale potrebbe essere la sfida in campo più, come dire, importante, la sfida più sfida, diciamo, sfida che più potrebbe sfida. Anche magari far andare il match da una parte o dall'altra? Ti dico da una parte e dall'altra. E ti dico, da una parte se gioca Ildiz sulla sinistra, Ildiz di Lorenzo. Perché Ildiz è un giocatore che ha fantasia estro, quindi te lo puoi ritrovare all'interno del campo, può dribblare. Di Lorenzo, secondo me, deve tenere botta, cioè deve marcare molto bene. Tra l'altro è interessante perché Di Lorenzo viene da una partita comunque contro Lookman che quindi, diciamo l'ha un po' ubriacato. Appunto, quindi e questo porta anche secondo me a Napoli a giocare un po' più guardingo dietro, perché Di Lorenzo non nelle ultime partite ma nelle partite dietro Di Lorenzo faceva anche la mezzala, cioè cercava di alzarsi. Adesso è molto più fermo secondo me, soprattutto contro Ildiz. Hai detto bene, secondo me dipende da chi gioca a sinistra. Se gioca Ildiz o Bangula, perché potrebbe giocare Bangula a sinistra e Ildiz a destra. Bangula secondo me rispetto a Ildiz è un po' meno, Ildiz è tanta roba. Invece per il Napoli secondo me lo scontro sarà vabbè, classico Neres Kalulu o Neres Savona, però anche al centrocampo. Il centrocampo McTominay, se riesce McTominay a entrare nella retroguardia della Juventus, a fare un po' di incursioni, ad accentrarsi, a fare degli scambi, col Lukaku che fa la sponda, McTominay è il giocatore giusto per domani, secondo me. E poi anche perché devo fare una calcio, onestamente. Secondo me McTominay è il giocatore perfetto sempre, diciamo, poi questo non per niente Conte l'ha voluto. Mamma mia, a posto di Bresciani. Che cazzo di giocatore abbiamo preso, va bene. Vabbè, il fatto i brescianini è proprio un discorso a parte. Allora, io passiamo alla conferenza stampa, diciamo, di Conte, facciamo giusto qualche piccolo passaggio perché secondo noi, almeno secondo me, non vorrei parlare anche per Andrea, ma sono no, parla pure te. Esatto, la tanto è allo stesso modo. Cioè, veramente non siamo dei giornalisti, ma io penso che ultimamente facciano veramente delle domande di merda. E io non capisco che cosa noi ci aspettiamo, anche gli stessi giornalisti si aspettino che Conte dica, perché onestamente domande come sulle emozioni, lui, la Juve e cose, vabbè, le abbiamo fatte già 70 volte queste domande, già anche all'andata, e vabbè.
E il ritorno da Capodichino ne avevamo già ampiamente parlato e vabbè. Domande, sfida fondamentale, non fondamentale, sempre stesse domande. Non è stata fatta una domanda tattica, non è stata fatta una domanda di formazione, non è stata fatta una domanda di calcio. Io non capisco onestamente ultimamente i giornalisti dove vogliono arrivare, ma questo non solo con Conte, io dico in generale. Chiaramente noi parliamo nello specifico di Conte perché possiamo dire che anche la mentalità del giornalista medio napoletano dovrebbe cambiare per passare dall'essere un po' più provinciale all'essere un attimo un po' più approfondire determinati temi tattici e tecnici nella conferenza stessa, cioè non al di là del fatto di andare possibilmente, questo Conte l'ha detto più volte, di andare con la squadra e non contro la squadra, perché io non capisco quale sia il problema se i giornali hanno una proprietà diversa da quella napoletana oppure i giornalisti non so che problemi hanno, ma spesso e volentieri a Napoli si va sempre contro, cioè si cerca di mettere sempre zizzania, non so se per fare like, per fare visualizzazioni, per lavorare, cioè io voglio anche capire. Secondo me anche per quello lo scoop porta... ho capito, ma porca troia però, cioè nel senso... poi non è che ci lamentiamo che poi ma quelle le altre testate ci sarà un motivo, vabbè comunque nella conferenza stampa comunque è stato detto veramente poco, cioè oltre a determinati argomenti tipo quando torna Buongiorno che in gruppo si sta allenando ma non si va cauti nel recupero, forse era l'argomento più interessante, l'unico argomento interessante probabilmente. Poi il megafono che gli è stato dato l'ho vista molto... Allora, io ho da dire due cose, nel senso che su Buongiorno sono contento della domanda perché in quel caso sono stato contento perché volevo sapere effettivamente a che stava il recupero di Buongiorno e tra l'altro non sono sicuro che non giochi domani, secondo me no, però non sono proprio così certo perché Conte te ne corna, però vedremo. Comunque secondo me lui ha detto che comunque ha perso tono muscolare, quindi sarà complicato che giochi domani. Diciamo anche che quanto tempo si allena Juan Jesus lo sta sostituendo egregiamente. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere, ma quindi grazie. Sta giocando in una maniera... È risorto considerando anche il nome. L'hanno già detto in molti, però mi fa troppo ridere sta cosa. Forse la Calciatori Brutti l'ha detto, lo sai, questo fatto che è risorto. Sì, io avevo sentito prima. Mi faceva ridere. E niente, quindi la questione del megafono, ragazzi, io ci tengo ultimamente adoro sentire le conferenze di Conte quando gli vengono fatte determinate domande, perché lui subito hai preso il megafono e lui ha detto no, me l'hanno dato e hanno non preteso, però mi hanno chiesto di dire delle parole, poi facendo anche la battuta dicendo era doveroso perché comunque c'era tanta gente lì di notte e era doveroso, e poi ha fatto pure la battuta dicendo anche perché se non avessi detto delle parole saremmo ancora lì a Capodichino a cercare di tornare a casa. Quindi però per me è fondamentale quando lui dice queste cose, perché fa capire quanto i giornalisti cercano di mascherare determinate cose, sì, deviarle, mettiamole così. Esattamente, quindi non lo so tu che ne pensi, ma io ultimamente in realtà da inizio anno sono molto contento della comunicazione che sta avendo Conte, quindi se continua così... Non ti dimenticare la comunicazione che ha avuto con la conferenza di Kvara, che era Napoli-Verona se non sbaglio. Mamma mia. È ineccepibile, cioè una comunicazione perfetta. Conte l'ho visto anche migliorato pure rispetto all'annata dell'Inter, dove si incazzava, tirava bestemmie, madonna in generale. Là era molto più incazzoso e è vero, adirato su determinati argomenti. Se tu prendi un Conte di 2-3 anni fa e vendi Kvara a 75 milioni a gennaio, mamma mia, avrebbe bruciato Castelvolturno, ti alza la scrivania e te la scaramenta da qualche altra parte. Avrebbe bruciato Castelvolturno, appunto. Invece è molto calmo, sicuramente dietro a delle garanzie della società, perché non potrebbe essere altrimenti. Poi e magari secondo me se lo aspettava pure. Sì, ma lo si è visto. Poi non voglio rientrare nell'argomento Kvara, se ne è stato parlato molto di più, però sì, se l'aspettava. Kvara non era il Kvara di un anno e mezzo fa, neanche di un anno fa. Sì, l'ultimo passaggio che farei infatti stavo leggendo sulla conferenza sulla conferenza, perché non ricordavo l'ultimo passaggio che volevamo toccare, la questione che abbiamo detto anche prima, che abbiamo detto che la Napoli-Juve è una sfida fondamentale, e questa cosa è stata chiesta anche a Conte, e ritornando a quello che abbiamo detto anche inizio video, che sfida fondamentale non fondamentale,
a me è piaciuto molto quello che ha detto Conte, perché quello, ritorniamo a parlare del fatto di essere provinciali o grande squadra. Per la grande squadra tutte le partite sono fondamentali, ma non perché, cioè, come pensano tutti, no, perché noi non dobbiamo fare differenze perché poi ci servono i punti, no, perché tutte le partite sono portano 3 fondamentali. punti. Bravo, E lui infatti. ha detto la partita è fondamentale perché ti dà 3 punti, la partita col Verona è fondamentale perché ti dà 3 punti, la partita col Venezia è fondamentale perché, cioè, ragazzi, L'ha toccato, permettimi, l'ha toccato anche un tasto molto, tra virgolette, populista. Nel senso, lui ha deciso di nominare determinate partite che erano importanti per noi napoletani. Roma, Verona, Atalanta, Bergamo quindi. E Juventus. Assolutamente. Ricordiamoci che la settimana scorsa ha toccato l'argomento delle trasferte evitate, quindi è un grande comunicatore, cioè lui in una sola risposta ha avuto il ritorno dei tifosi per le partite importanti che a noi toccano di più. Ha avuto il ritorno dei tifosi e dei media in generale per il discorso delle trasferte. Ha avuto il ritorno di tutto il pubblico che lo sentiva, sia a livello di conferenza che in generale, del fatto che tutte le partite sono importanti. Quindi ha toccato 3 temi fondamentali in una sola risposta. Assurdo. E da sottolineare, noi stiamo dando importanza alle risposte di Conte, ma non alle domande. Si ritorna a quello di dicevamo prima, cioè non ci stanno domande che ti toccano e che ti fanno aprire un dibattito. Lasciamo stare. Comunque ragazzi, chiudiamo con uno specchietto velocissimo sul mercato. Domanda secca, secondo te alla fine arriverà qualcuno per gennaio? Qualcuno secondo me a livello numerico deve arrivare. Bisogna capire se è un Garnacio, una Adeyemi o un Doie, ma a livello numerico deve arrivare, perché a sinistra tu non puoi vendere Kvara, parlo sempre a livello numerico, e non prendere nessuno, perché sì, Neres sta avendo un exploit assurdo, però dietro Neres non abbiamo nessuno che dalla panchina ti può cambiare una partita. Cambiarla no, attenzione, cambiarla no. Io penso dare una sorta di... Numericamente in realtà non è che non ce li abbiamo. Cambiarla proprio per spaccarla ancora di più. Per spaccarla, no. Perché tu hai, sì, numericamente, ma hai un raspadore che ad oggi non è mai stato utilizzato come esterno. Ma sai che me raspadore Mizzala, a me non dispiace. Manco a me. Ma infatti ci aveva provato anche Spalletti, se ti ricordi. Sì. E non è male, tatticamente non è male. Bisogna capire se lui assorbe questo nuovo ruolo. Poi, perché è diverso anche da McTominay. Certo. È come se fosse una sorta di 3/4. Vabbè, comunque. È diverso, sì. Comunque c'è un buco. Dopo Neres, dietro Neres c'è un buco. C'è comunque un voto anche un po' emotivo, diciamo. Hai capito? Comunque qualcuno dovrà arrivare. Io credo che tu intaschi 75 milioni e non le investi. Certo, potremmo investirli a giugno, però sarebbe un gran peccato non approfittarne adesso. Tu dici approfittarne, però approfittare dipende se c'è l'occasione effettivamente di farlo, perché Garnacio secondo me a 45-50 milioni poteva essere un'occasione. Già 65 secondo me sono tanti. Per un giocatore che secondo me, io ho già detto in un altro video, è un fenomeno, però comunque deve finire di esplodere. Non è detto che esploda definitivamente, ci sono tanti giocatori che sono rimasti sul filo, no? Che potevano fare molto di più. Prendi lo stesso Rashford, che per me è fortissimo, però in realtà non è che ha inciso così tanto nello stesso United. Lo stesso Adeyemi, alle cifre che si sta dicendo, potrebbe andare 45-50, potrebbe andare bene, perché anche lui secondo me è fortissimo. Per esempio Adeyemi, a parte che lui non sembra convinto, non so quale sia il motivo, molti hanno detto una serie di puttanate, che è una questione per motivi sulla città, ma secondo me è una cagata. Solite puttanate di razzismo che ormai, di cui ormai si parla sempre. E giusto così per attaccarci gratuitamente. E la cosa che, perché secondo me lui forse voleva andare in Premier, diciamo, sta uscendo questa cosa, però si deve vedere, magari insomma si convince. L'unica cosa che non mi convince dai Adeyemi, perché tecnicamente secondo me è fortissimo, è velocissimo e gioca esattamente la posizione di Kvara anche dall'altro lato, quindi comunque è abbastanza duttile sotto questo punto di vista, e la questione degli infortuni che un po' ha avuto, diciamo, di cui ha sofferto. La fragilità, io non so quanto sia fragile, ecco, anche se bene o male Kvara pure ogni tanto nell'ultimo anno ha avuto un po' di risentimenti muscolari, un po' di ricadute, le ha avute. Sì.
Quindi non lo so, onestamente ragazzi io non so se arriverà qualcuno, non sono convinto che questa cosa possa accadere, dipende dalle occasioni di mercato. Di certo è giusto quello che diceva Conte, se deve arrivare qualcuno giusto perché deve arrivare, Io allora a non questo punto che non arrivi nessuno. Su questo Ma sono anche perché d'accordissimo. lui deve dare fiducia a chi ha adesso in campo, quindi Assolutamente. è anche giusto parlare in questo modo. Comunque ragazzi, la puntata penso che la possiamo chiudere qua. Sì, perché abbiamo parlato Forse ci siamo anche allungati un po' troppo. ci siamo dilungati, ma va bene così perché ci faceva piacere farlo. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata di Calcio Espresso. Speriamo bene, incrociamo le dita per domani. Infatti, se ci avete fatto caso, non abbiamo fatto pronostici e non li faremo. No, assolutamente. Perché non esiste proprio, altrimenti io veramente mi butto dal balcone. Ci vediamo alla prossima puntata. Io e Forza Napoli sempre. Sempre.